Roplotz in compagnia di Udino Baggio dal Palatezze, buonasera. Per i padroni di casa 2 parole d'ordine dopo il pari nella scorsa giornata: vietato sbagliare. E allora divertiamoci con Arzignano Valdagno. Assieme ai giocatori dell'Arzignano, assieme alla società dell'Arzignano, ci uniamo anche noi al cordoglio per il saluto del pirata Paolo, grande storico tifoso del Grifo. Zuccon gli apre ancora dal numero 10, poi va profondo da Castrati che la domestica, Castrati la protegge, arriva ancora Zuccon che la piazza sul secondo palo, la tocca ma non basta Rubega e quindi avanti l'Arzignano con il gol di Gianluca Zuccon. In mezzo poi cerca Zarantonello dall'altra parte, lettura invece dell'Arzignano, va via Castrati, Castrati traversa e poi c'è il fischio e il direttore di gara che assegna il gol. Assegna il gol, incredulo anche Castrati, consapevole probabilmente del fatto che la palla non fosse entrata. L'Arzignano fa 2-0 con questo gol fantasma. Matteus lo insegue orizzontalmente, Lambert poi gli lascia spazio, quindi Matteus va lungo a cercare Castrati che cerca un gol da posizione impossibile. Valentin Pire, c'è Iabre che lo aspetta, Pire va da Derek Lambert, Lambert presa facile di Marzotto, luce orizzontalmente a razza, c'è anche Zarantonello, Tumiati gliela porta via, quindi contropiede l'Arzignano, tutto solo Zuccon, Rubega, Pire resta in attesa l'Arzignano, palla al centro dove c'è Arraz che passa, Arraz, la deviazione, il calcio d'angolo con Iabre che cerca l'uomo più avanzato ma trova invece una maglia verde che è quella di Valentin Pire. Pire punta, Pire si crea lo spazio, violento il suo destro, 12-8 al termine, Matteus ci mette il piede, poi c'è Fami, Matteus con la testa fa ripartire l'Arzignano, concato dentro da Matteus, la palla è leggermente arretrata, la pressione del Valdagno, Matteus rischia in una zona di campo proibita, riesce comunque ad uscire l'Arzignano, adesso a sinistra con Zuccon, Rubega non trattiene, Arzignano con Matteus e Tumiati, entra il numero 9, la palla è fuori da Matteus che poi finta di andare alla conclusione, va col mancino, Rubega con la testa, Tumiati e Zuccon non riesce a chiuderla in mano a Capitan Iabre, pronta a battuta di questo corner sulla sinistra, entra in area Riva, si smarca al limite Tumiati, Rubega con la mano, ancora Tumiati, 2 volte si arrabbia Rubega, nessuno è andato in pressione su Tumiati che ha avuto il tempo di coordinarsi per la seconda volta e chiude la rete questa azione, 3-0 Arzignano. Castrati, la pressione di Fami, Castrati, esce Castrati, una finta, passa in mezzo a 2, Zuccon con il destro, non scende in tempo, Ulisse Rubega. Esulta ancora una volta il numero 10, Poker Arzignano, 4-0, ancora una volta la firma del suo bomber che va a 25 gol in campionato e questo è un gol da card di Roplotz, da mix card da incorniciare attraverso un highlights in formato verticale. Come sempre trovate le informazioni in descrizione. Chi alza velocemente Marzotto, Tumiati scappa sulla destra, servito il 5, Tumiati, c'è Pire vicino a lui, Tumiati, Rubega non trattiene, calcio d'angolo. 12:46 al termine, Soldà, una finta, cade Zarantonello, Soldà si accentra, Marzotto, Rubega pronto al lancio lungo, pallone rimbalza, Ongaro passa, Ongaro col mancino, Marzotto non trattiene, ancora Valdagno, Ongaro per Casarotto che poi va alto da Ongaro. Lambert la chiama, Ongaro dall'altra parte, Lambert lo serve, l'aggancio di Ongaro, sbraccia con Lambert, Tumiati, non passa questo pallone, passa invece per il Valdagno con Ongaro, ancora Marzotto, Lambert, finta di Lambert, un'altra Lambert sulla linea di porta, salvataggio, 4:22 al termine con il Valdagno che ci prova ma non affonda il colpo, Ongaro cerca di passare in mezzo a 4 maglie biancorosse, Ongaro, sempre Marzotto, Tumiati. Retropassaggio a Marzotto, insegue Ongaro nel tentativo disperato di trovare il gol della bandiera, rinvia Marzotto e così scade il tempo, finisce al Palatezze, l'Arzignano vince, domina questo incontro ampiamente, 4-0 il risultato finale, la doppietta di Zuccon, Tumiati e Castrati consegnano i 3 punti alla squadra di mister Sebastiano Luciano.